Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po. Conferenza stampa da parte dell'amministrazione comunale con il vice sindaco Fioravanti e l'assessore Marangoni per presentare Ripartiamo con lo sport. Una giornata di sport sabato 30 aprile dove si presenteranno tutti i lavori fatti negli impianti sportivi, ma soprattutto per aprire dopo tanti anni la tribuna centrale dello stadio intitolata a Bruno Bonzi. Ascoltiamo il vice sindaco che ci anticipa anche un'importante novità. Stiamo arrivando alla conclusione comunque di un'amministrazione comunale. Sapete tutti che questa amministrazione va in scadenza quest'anno e ci eravamo posti un obiettivo, posso dire mi ero posto un obiettivo che era quello di chiudere un po' il cerchio qualche anno fa e il 30 di aprile, vi dico la verità, mi tolgo una soddisfazione perché non è stato facile, ma ci sono e ci siamo riusciti, perché comunque guardo loro due, ma in realtà le cose sono state fatte con tanta altra gente precedentemente. Non dimentichiamoci che negli ultimi anni abbiamo intitolato giustamente il Pala Vigor, abbiamo intitolato la palestra Zanella, abbiamo intitolato il centro sportivo Edoardo Duò e credo che doveroso fosse chiudere il cerchio. Anche se ahimè il cerchio non si chiuderà mai, perché purtroppo il cerchio non si chiuderà mai, però perlomeno per queste persone così che sono decedute ormai parecchi anni fa, perché comunque sono passati parecchi anni purtroppo, e chiudere il cerchio con Bruno credo che perlomeno per me era doveroso. E quindi sono assolutamente contento che siamo arrivati a questo. Forse si dice in gergo, si faccia uno spoiler, nel senso che per Bruno abbiamo pensato di fare una cosa diversa, perché abbiamo pensato tutti assieme, di fare una cosa diversa, per cui, visto che Taglio di Po è il paese anche dei murales, la tribuna non ci sarà la solita targa o la piccola targhetta ma sarà qualcosa di un po' diverso, ecco. Per chi va in campo in questi giorni noterà che ci sono già delle novità visivamente importanti, impattanti, quindi poi è chiaro che poi scopriremo tutto e vedremo tutto il 30. Tornando a noi, un invito a tutti è per sabato 30, sarà una giornata di sport, sarà una giornata importante, una giornata di sport un po' particolare, verranno anche parecchie autorità, quindi mi auguro che ci sia presente anche di più di qualcuno, anche per visitare le strutture, per vedere assieme tutto quel che è stato fatto e nel pomeriggio anche per rendere omaggio all'indimenticato Bruno Bonzi. Buona giornata a tutti e ci vediamo il 30.